Sei stato tu a prendere energia dal registratore della mia amica? Puoi darmi delle batterie per favore? Sì. Ti dava fastidio il registratore? Hai preso energia dal registratore? Basta che apri quella più davanti. Le trovi. Vagano in giro per una sezione. Le trovate? Sì. Ma hai visto che appena abbiamo detto hai fatto scaricare? È impazzito. Stai prendendo l'energia dagli strumenti? Puoi aiutarmi se puoi? Se vuoi darci testimonianza di quanto è accaduto qui e vuoi sfogarti, dire qualcosa, se stai soffrendo, puoi farlo pure. Noi non siamo qua per farti nessun male. Non c'entriamo nulla con persone che hanno fatto cose brutte qui dentro. Sei per caso sotto questo pavimento? Quando è che è iniziato ad andare fino al rosso? Quando ho acceso il coso? Sì. Non mi metto a fare domande un po' personali. Ti danno fastidio le domande che riguardano la tua persona? Ti dà fastidio se ti facciamo domande personali? Quindi possiamo fartele? Si è bloccato.
Samu? Prova a venire qua. No, più vicino. La stessa cosa con la Elena, se qualcuno si allontana da me... Vuoi restare da solo con Michele? Ascoltami. Nel trattamento. No, io non vado fuori. No, io non può entrare. Passiamo Michele un attimo un po' da solo. Vuoi stare da solo con me? Posso farti una domanda? Vuoi che... Vuoi che... Vuoi che... Vuoi che venga sotto? Vuoi che venga di sopra? Devo rimanere qui? Oh, è strano sto comportamento. Io lo diminuisco. C'è qualcuno qui?
Solo se lo aumento però. Perché se lo tengo basso così... non fa niente. Che poi non hai fatto qualcosa stasera? Io dopo, quando sono in macchina, mi guardo bene la vista aerea per vedere sopra cosa c'è. Però non mi sembra ci sia niente, a meno che non mi sfuga perché è notte. Ma se Ma- quel cavo là si è tagliato. Allora, in teoria la corrente funziona che perché ci sia corrente su un cavo deve esserci un punto di partenza e un punto di arrivo. Se non c'è un punto di arrivo la corrente su quel cavo non passa. Teoricamente, non vorrei sbagliare, quando mi sbaglio. No, intendevo che magari che se qualcosa che non può... lo valido, ma non Vai di luce, cioè. Eh? Vai di luce, sì. Sì, luce qua non è me, con i pai da luci no che me. Ah, hai tu? Ah. È il simbolo della tua famiglia questo? Donna. C'è il leone? Non sbaglio, fa più freddo di prima qua dentro. Un po' sì. Allora, dentro un po' sì. Allora, dentro un po' sì. Allora, dentro un po' sì. Allora, tu a destra un leone, tu a sinistra non è un leone. Non so che dire. Luigi? Sì, l'ho scritto io. Questo qui però. Ma vedi che probabilmente conoscono l'inquadratura più ricordi del film con il paura con la telecamera che si chiama Rec. No, non dice. Non hai mai visto Rec? Quello con i zombie. No, Rec, è chi si dentro a casa con... che ha proprio l'inquadratura così. Con luce e fotocamera. Beh, Rec con i zombie. No, porca puttana. È The Blair Witch Project. Sì, una roba del genere. Forse ero io col giubbino. Una gang di ferrovieri. Dopo ti faccio vedere che foto che ho fatto a Ragno. Avete fatto grigliate qui? No, Mi non mi piace questo tipo di struttura a corridoio. Ok, corridoio tante stanze. Cos'era? Ero io col piede. Io ho male qua. Freddo. Proviamo a tornare nella stanza centrale, su. Va bene? Volete farmi- Io ci sto. Volete farmi cliccare addosso. Zi. Zi padroni. E poi c'era...
Vedi tu, il soffitto non che sia più pavimentato. Eh no. Ma sta proprio tolto. E trema. Sì, non è normale. Trema? Trema un sacco. Senti che roba. È tanto instabile. Noi ci siamo sopra. Dai! Cioè, quella roba là, in video, fa tanto impressione, quella macchia qua. Nera. Ma che cazzo è quel nero là? Cioè, non ha senso. Perché se fosse che una stanza che c'è fuoco non ti dà secolate. Ah no, ma è un buco. Sì, ma la stanza di prima, se avevi visto che era anche un buco sul muro con tutto nero dentro. Qui può essere sta a canna fumaria di qualcosa. Ma il nero che c'era sul muro. Cos'era? Avanti. Non sono alti, comunque mica una mangia sana completamente. In tutte e due. Io ho sentito. Qualcuno ha fatto. Ancora con sto maiale. Oh, lo sento. Sì? Non è cattiveria, ma ti senti lei nella situazione. Ah, mi scusi. Quello che porta luce nel mondo. Ah, mi scusa. Io in questo momento qua di sopra sono più tranquillo di prima. Mi no tantissimo. No? Puoi farti sentire, per favore? Fatto cambiare. C'è stata gente abbastanza di recente perché hanno fatto i graffiti di Among Us. Eh sì. Ma questo posto è un po' un via Ti vai. va di parlare? Perché qua nessuno te controlla. La prima volta che sono venuti, praticamente c'era un tipo che stava tagliando l'erba. E ci ha detto, sì, vado pure. Sì. È un posto di bivacco. Sei con noi in questa stanza? Sei ancora qua con noi? Non so. Guarda quel graffito lì. Sì. Guardamelo in video. Vedi che sembra che ha gli occhi. Sì. Io non so se è stato il freddo, la sensazione, non lo so. Questo non ha brillato ovviamente, però ho avuto come la sensazione che la mano volesse andare di sopra. Cioè così. Ma è là. È là. Sei di sopra? Se sei di sopra puoi fare un suono, per favore? Cos'era? Non lo so. Io penso fosse stato un clacson di una macchina. No, è stato tipo grattare. Tipo Ah, io ho sentito il clacson però. Ho sentito, ah, Scusa, che cacchio di clacson hai tu in macchina? l'ho riprodotto, madonna, non so, faccio schifo con le onomatopee. Senti che terminologia. Vedi, anche qua è nero. Questo secondo me era il camino Sì. da sotto che andava sopra. Vabbè, questo sì, ma almeno delle altre stanze no. No, quello no. No, quello no. No, quello no. No, quello no. Ma quello dell'altra stanza erano proprio gocce che cadevano, rigoli di qualcosa. Ma che ne fumare, cioè, a cena anche tu. No. Comunque adesso c'è vento e le finestre non fanno alcun segno di vita.
Hai mosso il giubbotto per caso? Così? No, tipo cerniera. No. Comunque a venire qua su sto piano qua siamo veramente dei pazzi. Sentendo come scuote. Infatti, andiamo giù. Io ho la sensazione di andare più. No. Di andare su? Forse è qualcosa che ti vuole portare su. Ma no. Ma su non c'è niente. No, No, ma su non si va, appunto. no, su c'è la no, su c'è la no, su c'è la no, su c'è la morte. Ascoltate signore presenze, noi non possiamo andargli sopra perché non c'è il pavimento. Perciò venite giù voi, per favore. Stava suonando? No. Che cazzo è tu? Quale tutto? Che cazzo hai fatto? Scusa. È legno? Perché ti ho detto? Tutto bene. È tutto legno? Ma sotto bisogna chiedere. Palestra per le prove invalsi. Per le Che anno competizioni. sei? Ma guardare. 28 febbraio 2001. Non c'è nessuno qua? Ciao, siamo Vicenza e mi risponderò in dialetto? Almeno peggio. Neanche gatti? Ho sentito un passo di là, io ero convinto che tu fossi qua. Ci saluti che andiamo via. Lo sentite il canto? Sì, Ancora, sì. Ma più bene Di là? è un camion, qualcosa. Questo sì. Adesso ho capito cos'è sta roba, è l'ombra di quello sul muro. Che figo! Cosa? Ancora. È dietro di là adesso. Tipo... No, no. Sì. No, secondo me è qualcosa da fuori, dalla No. strada. No, no, è da di là. Amore, punta un attimo a vedere. Ma adesso ho smesso. E ora non sei, non può essere. Ma adesso ho smesso proprio quando ho No, puntato. vedere ancora. Il cambio. Perché mi sta dicendo? Ci saluti che andiamo via. Sigarette e bombolette spray. Sì, è il coperchio del bomboletto.
manca qua che è un cavo. Prova a vedere se il coso sono. E ora devo potenziarlo come prima. Quasi un cavo, sì. Aspetta che tolgo night shot. Che cazzo è stato? Non lo so. Mi stava preso il con la telecamera. No, ho fatto una ripresa che sembrava figa. No, ma che sei stato comunque? E io l'ho sentito. Ah, non eri tu? No. C'è qualcuno che ha riso. C'è Sì? qualcuno che ha riso. È stato lui allora. No, no, era una lei, raga, ma i brividi sulla faccia, Dio santo. Ma si sentiva chiaro? Chiaro? Si è sentito? Che sia ora di andare. Io vado via, io i brividissimi, ve lo giuro, dappertutto. Vabbè, direi che siamo rimasti qui abbastanza. Noi andiamo via, è stato un piacere. Chiunque tu sia, ho fatto io col covo. Chiunque tu sia, è stato un piacere. Ci torneremo. Ci torneremo. E niente, è stato un piacere visitare questa villa. Ci dispiace per le condizioni in cui è messa, sono sicuro che una volta era bellissima. Spettacolare. Sì. Va bene. Buonanotte Notte. a chiunque ci sia qui. Ciao. Ciao ciao. Un bacione grande grande. Bacciones. Cosa? Io ho sentito come se qualcuno avesse chiuso una porta. Ero così che scendevo le scale. Però adesso cosa? Tipo, finalmente si andava via, aspetta che saremo alle porte. Non ci credo. Io non ho schiacciato niente. Si è stoppata. Si è stoppato. Aspetta che Si è stoppato. Vabbè, io adesso non riesco a vedere. Ma sai da cosa me ne sono accorta? Perché io ho preso per abbassare e si è spenta la lucina rossa. Ma io non ho toccato niente, Assurdo. Quindi hai interagito tanto col registratore. Prima te l'ho scaricato. E poi l'hai spento adesso? Sì, adesso l'ho spento. Ah, ok, l'hai spento tu. Ciao. Allora, Elena, Ma perché devi chiederlo a me? Allora Michele, cosa pensi di questa esperienza? allora, è stata un'esperienza fuori programma per me, perché comunque ero già stato in questa villa e non mi era capitato niente. Avevo sentito anch'io, come ho detto prima, il canto di donna, però oltre a quello Che nulla. stasera abbiamo sentito più volte. Abbiamo sentito più volte, sì. E oltre a quello abbiamo sentito anche passi grugniti, per 3 volte, 3, 4, anche Qualche di più. risata. Esatto.
e niente, è stata un'esperienza abbastanza tesa, soprattutto nei piani superiori. Bene, vi lasciamo, grazie per averci seguito. Grazie per la visione. Se volete mettete un bel mi piace e seguiteci. Ciao! Ciao!